Abbiamo voluto ospitare questa conferenza stampa appunto per dare lustro a questa che è un'iniziativa ormai consolidata, siamo all'8° anno, che dà centralità non solo alla musica ma a tutto il territorio e soprattutto alla città di Belluno, quindi ci tengo a ringraziare gli organizzatori e il comune di Belluno, l'amministrazione comunale per questo bellissimo evento. Devo anche ricordare che questa grande possibilità di svolgere questa conferenza stampa qui a Palazzo Ferrofini è merito del consigliere regionale Silvia Caligaro. Belluno in questo mese, tra aprile e maggio prossimi, già è la capitale delle Dolomiti, diventerà la capitale della musica e quindi la capitale della cultura, intercettando i talenti giovanissimi e giovani in modo tale da dare loro una grandissima opportunità di esibirsi, di mettersi in discussione con tanta dedizione e sacrificio, ma soprattutto con tanta passione. Sarà anche un'occasione imperdibile per ammirare la perla delle Dolomiti, quella che etimologicamente è la città splendente. Io sono molto orgoglioso di avere questo importante referato proprio perché ci permette di sviluppare le tante capacità, le tante attitudini che si possono trovare nella città, ma questo concorso ha un respiro non solo nazionale e locale, bensì internazionale, e questo è un ulteriore elemento di valorizzazione perché la musica, tutta la musica, permette di uscire dai confini geografici e abbracciare l'universo mondo. Siamo nell'anno olimpico, stiamo per immergerci nell'avventura olimpica e paraolimpica, quindi quale migliore occasione per visitare la città, per mettersi in discussione, per mettersi alla prova, dimostrare il proprio talento nel nome alto e nobile della musica e quindi più in generale della cultura. Credo che sarà questa l'8ª un'edizione letteralmente e realmente da medaglia d'oro olimpica e paraolimpica. L'obiettivo del concorso musicale internazionale di Belluno è proprio la valorizzazione del talento giovanile, quindi valorizzare tutti i giovani musicisti, valorizzare il loro talento, la loro opera e naturalmente dare anche a questi ragazzi opportunità di crescita personale e professionale, per fare in modo anche che la loro passione, quindi il loro amore per la musica, per gli strumenti e per la voce diventi magari un domani la loro professione. Tutti i ragazzi, tutti i giovani che hanno piacere di iscriversi al concorso potranno trovare tutti i regolamenti e il format di iscrizioni nella pagina del concorso musicale che è appunto www.concorsomusicalebelluno.eu. Le principali categorie sono i piccoli, cominceremo con i piccoli talenti, poi proseguiamo con il canto moderno, abbiamo il canto lirico, abbiamo i cori associativi, i cori scolastici e dopo naturalmente le varie sezioni di conservatori e scuole di musica e scuole medie a indirizzo musicale. Naturalmente faremo delle scremature e i migliori andranno alla finalissima.